just wants to be beautiful. She goes unnoticed, she knows no limits. She craves attention, she praises an image she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we're made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away, 'cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are, and you don't have to change a thing. The world could change, it's hard. No scars, see you're beautiful. We're stars and we're beautiful. And you don't have to change a thing. The world could change, it's hard. No scars, see you're beautiful. We're stars and we're beautiful. Siamo a Verzegnis in attesa del passaggio e poi del Gran Premio della Montagna Sella Chianzutan con il signore Valerio. Di dove? In Toscana. Toscana. Sì, dalla provincia di Arezzo. Lei è qui, è la prima volta che viene qua o no? No, sono diversi anni perché sono appassionato di automobilismo, però sono venuto oggi anche in occasione del Giro. Mi piacciono anche le biciclette. Che programma ha oggi per la giornata? Sta qua o va? No, sono con mio figlio e andiamo a mangiare lì a Sciazzi, come si chiama? Un paesino qui. Chiaicis, ce l'abbiamo. Bastava solo leggere, Sì. bastava solo leggere e andiamo a pranzo e poi andiamo a vedere il Giro. Poi ci prepariamo per la gara perché mio figlio partecipa anche alla gara. Tifa per qualcuno, a parte per suo figlio per la gara domani? Sì, per Nibali, perché dai, secondo me hanno sbagliato, non è che mi intendo molto di ciclismo. In tutte le altre nazioni, è una piccola polemica, dopo vi lascio le vostre, preparano una gara per i corridori, per i campioni nazionali. Disegnano per favorire i campioni nazionali. Qui hanno fatto il contrario preciso, è vero? Quintana o per gli altri. Esatto. Aus Österreich, wo er genau? Salzburg. Salzburg, ja. Erstes Mal hier in Verzegnis, Sella Chianzutan? Wir haben den Giro schon mal angeschaut und wir sind öfters hier unten, ja. Ok, conoscono già il posto e sono già venuti in questa zona, arrivano da Salisburgo, heute bis Sella Chianzutan, su fino in cima. Ja, genau. Und Giro, seid ihr verrückt für Giro? Ja, begeisterte Radfahrer, genau, ja. Begeistert, molto eccitati per il Giro. Wie heißt du? Thomas. Und? Der Günther, ich bin der Vater. Ich muss ihm über antreiben, dass es weitergeht. È il padre, quindi dice devo stargli dietro, insomma, nella salita. Heute für wem? Für welche Radfahrer seid ihr begeistert für Österreich? Patrick Konrad. Patrick? Konrad. Conrad, ok, loro tifano per Patrick Conrad. Und wie ist, seid ihr mehr Tage hier in... Solo oggi qua, non più giorni. Facciamo già una pausa prima di affrontare la salita in compagnia di... Fabio, Di dove? di Pieve Santo Stefano, provincia di Arezzo, Toscane. Becchiamo tutti i toscani qua nella zona. Sì, noi quest'anno siamo venuti qua, come io, primo anno. Primo anno qua? Primo anno a vedere questa salita e indubbiamente speriamo che tutto andia bene, per il meglio. Perché Come le sembra il posto intanto? il posto è bellissimo, il posto qua su, io ci farei subito una bella casetta qua. Qua, là ho visto che c'è un bel posto, io mi piazzerei proprio. È in vendita il terreno? Dicono, Ha già parlato con i locali? dicono che è in vendita questo terreno, dice che vendono molto bene qua su. Rompiamo un po' le scatole a chi lavora, da che ora stamattina? Stamattina abbiamo fatto le 2 ieri notte che arrivavano ancora i camion, parcheggiare e tutto, poi stamattina subito 7:30 più o meno, continuare a parcheggiare il camion, mettere giù adesso le transenne per il giro e niente, soliti giri. Di dove sei? Io sono originario di Torino, però vivo a Udine. Ah, vivi a Udine? Sì. Quindi sei venuto qua, mi faccio gli affari tuoi, per studio, per amore, Per l'amorosa. Vedi che abbiamo beccato, sei appassionato di ciclismo anche o no? Un po' più di macchine. Più di macchine. Sì. Però questa coppiata come ti sembra? Bene, Sì. sembra anche organizzativamente non è male come idea. Allora, buon lavoro perché ce ne sarà tanto anche a voi. Ciao!
Arriva dalla Slovenia? Slovenia, Da sì. dove in particolare? Da Portorose. Che bello, Portorose. Qua c'è tutta un'altra atmosfera. Prima volta qui a Verzennis? Prima volta, sì, prima. Ti piace? Ma per adesso sì. Sì. Sì, sì. Ok. Tu sei qua però per la gara Di domenica. di macchine, La di salita, motori, sì. E ciclismo ti interessa? Ma, Oggi guarderai il passaggio? ma guarderò, sì che guarderò, ma Non sei così interessato? meglio motori. Meglio motori. Sei già andato su fino a Sella Chianzutan? Sì, sì. Com'è la salita, bella? Ma abbastanza bello, sì. Sì. Stamattina ero su col motorino. Bene, ma tu farai la gara proprio? Sì, sì, con la macchina. Allora in bocca al lupo. Grazie. Ciao. Com'è qua la situazione? Ogni anno lo seguiamo in giro, di qua o di là, però sempre in compagnia per mangiare bene. Quindi diciamo da dove intanto? Ruda, Cervignano del Friuli, la bassa praticamente, Aiello, a cui Ogni anno al seguito del giro. sempre in giro, ogni anno. Sei furlan e sei insieme di bigliacchi. Ah, c'è un misto di friulani e bisiacchi. Perché accetta i bigliacchi, sei Ci mancherebbe. una razza in via di estinzione. Ma non diciamo cose pericolose in televisione che di questi tempi. Il menù della casa è un po' misto, il pezzo forte. Ho misto, questo è il collo del maiale, fatto in crosta, poi abbiamo i formaggi, un po' di giardiniera, salami, pancette, non manca, salami friulani e poi finiamo con i gnocchi al ragù. Ecco. Per chi si fa il tifo oggi? Si spera Nebali, ma è dura. Per Montaguti. Montegutti. Sì. Di che? Per quello avete scritto Mandi Michele. No, Mandi Michele e Scarponi. No, ok. Montaguti invece è il nostro preferito. Anche il nostro idolo, anche se 60esimo. Parlo per Bisiacchi perché sei giusto. Sì, prego. Siamo Bisiacchi, mia il peon. Claudio Cosolo, detto Fasol. Sì? Alla Gran Cassa, alla batteria. Alla fisarmonica Carlo Cassar, Carleto. E al bidofono Come si chiama quello? questo è il bidofono, vieni qua Lucio. Lucio, ci dia una dimostrazione per piacere del bidofono. Questo è un basso a monocorda, Ma l'ha costruito lei? un mio amico. Con la bandiera del Friuli, con un signore che si chiama Aldo, Aldo. che ha anche il colore in tono. Sì, sì. E lei è un maratoneta, Adesso non più. però ne ha fatte. Sì, ho fatto un 20 maratone. La più bella? La più bella a New York, ho fatto 3 volte. Cuba, Inghilterra, Pechino, Caspita. Roma 3 volte, il ponte di Svezia-Danimarca. Alla faccia. Ma senta, lei di dov'è? Io sono di Aiello di Friuli. Perché poi i suoi concittadini mi dicevano teniamo alto il nome di Aiello, quindi bisogna ricordarlo. Io mi è sempre piaciuto. Appassionato anche di ciclismo? Sì, anche di quello. Sì. Correvo in bicicletta quando avevo un nuovo sciatico e ho detto non corro più a piedi, corro in bicicletta. L'ha fatta questa salita in bici? No. Oggi per chi tifa? Io per che Mortola, come si chiama? Sì. E per Nibali. Nibali è il mio idolo. Lei pensava di tirare il fiato, invece la facciamo parlare. Ha fatto una sosta, si chiama? Barbara. Di dove? Di Amaro. Oggi in bicicletta su fino a Sella Chianzutan? Sì, dopo vado su Sella Chianzutan. E poi si torna indietro? Torno indietro per vedere la fine della tappa. Ah, proprio tutto studiato? Beh, sì. Un'appassionata di ciclismo, lo pratica da tempo? Sì, da tanto tempo. Sì, passione. Mi piace andare in bicicletta proprio anche come turista, insomma. No? Com'è questa salita di casa che oggi sarà mostrata al mondo? Beh, è una bella salita, per loro sicuramente sarà molto semplice, più dura quella di Piancavallo
e sarà un bel giro anche per vedere, insomma, perché forse oggi insomma riusciamo a capire chi sarà il vincitore. Essendo italiana preferirei che vincesse un italiano, però insomma Dumoulin insomma, è in gamba, sì, è un bel corridore, mi piace tanto anche Dumoulin, quindi insomma se devo fare il tifo per uno straniero lo faccio per Dumoulin, insomma, se devo fare il tifo per un italiano naturalmente Nibali. Insomma. Bene, noi andiamo su in macchina, a lei le 2 ruote, grazie. Arrivando qua ho visto scritto Cividale Valnatisone, Velo Club, quindi c'è un collegamento tra il 2016 e il 2017? Noi siamo sempre collegati col ciclismo, dal 2000 magari prima anche. Sì, Lei come si chiama? Contivano. Di dov'è? Di San Pietro Natisone. Senta, l'anno scorso vi siete emozionati a vedere passare il Giro dalle valli? Certo, avevamo messo in tutti i nostri belli striscioni nelle nostre case, nei nostri paesi, è stato eccezionale. Tutte le valli natisone sono state eccezionali, ecco. Oggi cosa avete, a che ora siete arrivati, come si svolge? A mezzanotte eravamo qua. Ecco. A mezzanotte? A mezzanotte eravamo perché eravamo a Ortisei prima, Ah sì? Certo, e domani siamo a Asiago e dopodomani siamo a Milano. Che lusso, per chi ti fate? Noi avevamo Nibali, ma purtroppo non vincerà il Giro, ma ci dispiace un po', ma non importa. Chi lo vince, Dumoulin? Dumoulin. Ormai è scritto? È scritto, però va fatto troppo forte. Questa salita, come mai avete scelto questa proprio e non Biancavallo? Perché lassù c'è un po' troppo confusione, poi dobbiamo andare dall'altra parte, quindi sa, è meglio stare un po' più distanti e partire. Ma il Giro del Centenario per adesso ha soddisfatto le attese o no? Soddisfatto le attese, sì. Siamo davanti al Cippo che ricorda il passaggio da queste parti nel 2010, allora si salì però in senso contrario, quindi quella che oggi è la salita fu una discesa. Siamo in compagnia di? Patrizio. Di dove? Spilimbergo, origini campane però chiaramente. Origini campane. Lei ha deciso di venire qui a Sella Chianzutan perché? Veniamo sempre qui a Sella Chianzutan, è un bel posto e ne approfittiamo oggi per il passaggio del Giro. Siamo appassionati di ciclismo, cogliamo l'occasione per seguire da vicino. Tifando Nibali? Tifando Nibali, ma tifando tutti. Il ciclismo è bello per questo, che accomuna un po' tutti, non c'è rivalità, non è come altri sport. Beh, Spilimbergo è un po' in mezzo poi a questa tappa di oggi, no? E anche non sarà facile neanche il collegamento fra qua e il Biancavallo perché comunque è tutto ondulato. Sì, sì. Mi sarebbe piaciuto il percorso inverso, magari vedendo salire dal versante di San Francesco, sì. Sarebbe stato più difficile. Come nel 2010? Come nel 2010. C'era anche allora? Sì, ero più giù, non manco. No. Ecco, vediamo macchine, ciclisti, insomma si sta riempiendo qui Sella Chianzutan. La signora è qui da che ora? Un'oretta dai, dalle 11. Qua ce la si può godere, insomma, no? Ha scelto Sella Chianzutan? Sì, Sella Chianzutan perché siamo stati ancora, io e mio marito, dai. Lei di dov'è? Io abito a Gorizia. Sono udinese però, ma abito a Gorizia. Ecco, quindi è appassionata di ciclismo o segue il marito? Seguo il marito più Ma che nel tempo si è istruita? Sì, un pochino, diciamo. Beh, il colore rosa l'ha scelto addosso, quindi è in tema. Come si chiama? Tonasso Giuseppina. Suo marito? Dreossi Otello. E per chi ti fate? Beh, adesso Nibali, no? Speriamo, è vero. Questa salita farà un po' la differenza. Adesso vediamo, speriamo Biancavallo dopo, no? È lui il marito? Venga, venga qua allora, guarda come sono colorati. Buondì. Allora saremo famosi, bene, intervistati da Telefriuli. Esatto. E certo di sapere. Ma lei va in bicicletta? Un poco adesso. Però andava? Sì, andavo, un poco. Sono troppo vecchio. Ma questa salita l'ha fatta su 2 ruote? No. Perché? Perché io sono un ciclista di pianura. Ah, facile così. Bellissimo. Un passista, mettiamola così, non uno scalatore. Senta, questa ultima tappa che arriva alla fine del Giro, dopo le Dolomiti, sarà determinante? Penso proprio di sì, perché dopo non c'è possibilità più per i scalatori, per Nibali e anche per Quintana. O la fanno oggi
oppure niente. Le chiedo un'ultima cosa, ne abbiamo viste tante in Friuli grazie a Cagnolo, le Valli di Natisone, Zoncolan. C'è un punto dove lei vorrebbe passasse il giro in futuro, che secondo lei merita? Sul Crostis. È rimasta lì, È rimasto lì, quello è l'unico. Allora speriamo che Cagnolo ci senta. Va bene. Ci senta Contador. Contador, ecco, brava. Ha intervistato tutta gente da 1000 parti del Friuli, vogliamo portare alto il nome di Verzenis? È emozionante vedere passare il giro da queste parti? Finalmente, ogni 2-3 anni passano. Si era aspettato dal 2010 che non passava da Verzenis. Appunto. Boh, Friuli per fortuna passa sempre. E che, insomma, allora, da ciclista di Verzenis, questa salita come si affronta? Com'è? Non è durissima, però dopo aver fatto le Dolomiti. Non è durissima, penso che loro vengono su a 1000 e quindi dovremmo avere l'occhio allenato per vederli passare perché saranno dei fulmini, comunque. Vedo un ricordo qua di Gnao Stock che è un evento a Verzenis. Verzenis che si svolge a fine luglio, noi aspettiamo tutti, rigorosamente anni 60-70. Infatti Woodstock, spieghiamo a chi non sa, abbinato a Gnaus, che è il soprannome, come si può dire, degli abitanti. Gnaus sono gli abitanti di Verzenis, la rapa rossa famosa di Verzenis. Qua c'è attesa per la tava, ma soprattutto chi sta vincendo il raggio? Come siamo? Stiamo giocando il panini qua, chi perde ci sta giocando. Chi perde non mangia. Chi perde non mangia. Allora per me va bene, ma provo a vedere lui. Allora adesso vi dico che carte ha. La stazza. Come vi chiamate? Moretin, Pilan. Adriano. Stradiotto. Di dove siete? Zoppola, sai dove è Zoppola? Sì. Bon. Ma eravate più vicini al Piancavallo però voi? No. Non è bello lassù. Non è bello. No, perché arrivano tutti là, è un casino là. Meglio qua, una bella briscoletta. Chi vince il giro? In quel momento loro. No, il giro. L'italiano no, sicuro. Gli italiani non vincono sicuro. Ormai niente. Non si sa. Vabbè, vedremo dai. Vedremo oggi. Allora intanto. Ieri hanno dormito, no? Al giro ieri hanno dormito. E oggi? Forse oggi aspettavano di rendere spettacolare il Friuli. Ieri si sono messi d'accordo di dormire. Allora lui ha, cosa c'è? Cosa c'è di briscola? Bastoni? Siamo bene. Giustamente prima si pedala e poi si mangia. Quanti chilometri abbiamo fatto? 50 per adesso. Partito da? Osoppo. E poi dove si va? Di nuovo Osoppo dopo. Per adesso dicevi per adesso, pensavo andassi su Piancavallo. No, assolutamente no, non è assolutamente nelle nostre intenzioni. Adesso qua ci arrostiamo un pochettino, aspettiamo il giro, speriamo di vederli perché magari saremo troppo distratti, però dovremmo farcela. Dipende da quanto si ingerisce, mettiamola così, però. La birra diciamo che fanno un po' fatica a starci dietro, ma riusciremo. Siete più veloci delle birre. Sì, infatti come vedi ci sono già più vuote. Tutto il gruppo è di Osoppo? Sì, infatti se tu vedi abbiamo, guarda, scusa Gabriele, fagli vedere. Scegliamo la modella giustamente, perché sì. Siamo la squadra Fortezza Land di Osoppo, siamo in una ventina di tesserati e oggi siamo i più molesti qua a rappresentare la squadra. Perché avete scelto Sella Chianzutan? Perché è la più comoda, più facile? La più vicina. Però merita? Sì, sicuramente. Per me qua siamo di casa, è il nostro territorio, siamo sempre qua. Padroneggiate? Sì. Tiene la maglia Dumoulin, cosa succede? Ma vediamo, Dumoulin se non fa ancora qualche scatto strano perché è un po' in baruffa con Nibali e Quintana, qua vediamo come. Destino anche. Secondo me si è attrezzato bene con la carta igienica dietro, come abbiamo visto già su Facebook e su tutti i social, secondo me ha una possibilità di tenere la maglia rosa. Però oggi secondo me se la giocano bene loro tre. Maurizio Fondriest, grazie intanto per accettare di dirci qualche parola su questa Sella Chianzutan, com'è? Io l'avevo già fatta ancora da dilettante, era il primo anno dilettante al Giro del Friuli, arrivavamo a Paolaro, arrivai quinto quel giorno e facciamo la salita all'inverso. La salita non è difficile, poi siamo ancora distanti dal traguardo, quindi i corridori aspetteranno di arrivare ai piedi di Piancavallo per dare battaglia, però qua vicino c'è un'altra salita che è Forcella Monterest che ha un significato particolare nel Giro d'Italia perché nell'87 per me fu il primo Giro d'Italia
In quel luogo, nella discesa di Forciana Monterest, si decise il Giro d'Italia. Roche, che era in squadra con Visentini, maglia rosa, suo compagno, attaccò in discesa e aveva già pensato a questo attacco, però in quel giorno, in quel momento, in quella discesa, sempre in Friuli, a Forciana Monterest si decide il Giro d'Italia. E si deciderà anche oggi in Friuli qualcosa? Ormai è scritto? Nel ciclismo non si può mai dire. Se guardiamo come è messa la classifica, se guardiamo l'ultimo cronometro, se non succede niente di particolare, Dumoulin ha vinto il Giro. Però c'è sempre un però che non oggi ma domani con il Grappa, se Dumoulin rimanesse isolato, avesse una foratura, la macchina, insomma, un qualcosa di eccezionale, potrebbe anche perdere il Giro. Perché non si sa mai, l'abbiamo visto l'anno scorso, il ciclismo ci insegna, Kruijswijk aveva molto vantaggio su Nibali, però la caduta l'ha portato via dalla testa della classifica, quindi aspettiamo domani sera. Insomma, ci ha ricordato che il Friuli non è solo Zoncolan, anche se negli ultimi anni si è parlato tanto di Zoncolan e poi forse si parlerà anche di Crostis in futuro. Io penso che il Friuli deve ringraziare Cainero, che ha avuto sempre una visione molto ampia del ciclismo e anche della promozione del territorio, perché se adesso lo Zoncolan è conosciuto è grazie agli arrivi fatti là. Però anche l'anno scorso, se non sbaglio, con l'arrivo a Cividale, le salite nel finale, bellissima zona. Il Friuli è tutto bello, dalla Carnia c'è sempre da scoprire. Oggi ho fatto un piccolo servizio, come faccio tutti i giorni per il mio profilo Facebook, sui Bintares e sul prosciutto di San Daniele, perché l'Italia ogni parte dell'Italia ha il suo perché, e il Friuli non solamente per le bellezze ma anche per quello che si mangia. Seguiremo sul profilo Facebook allora, grazie. Grazie a voi. Venuta anche Arniel? Ecco, in Arniel, sì. Non mi sono preparato, insomma si vive di diretta qua. Perché il pariori si riconosce nei nostri puesti. Ecco, lei ha conosciuto? Sì, il suo puesto in particolare? Il Val del But, però, anche se si in tal Val del Tagliamento, conosci lo stesso, insomma. E la via si potrebbe proponi di là, insomma, le passate, il giro? Il solito Zoncolan non le ha atti, può dare si atti, ma quella è l'emblema ormai, no? E resti su quel e speri che torni. Comunque con Sorelli, la Chiarni e Biella, anche con la Ploe, ma con Sorelli in chiamo mio. Che massa Biella, è tan Biella che nessuno venga a iori le ribotte. Andè nome arbui, no, le perché vorrei anche più sport, più divertimento per i giovani, che le istentin a velo. Facessi voi i promotori di queste robe qui, insomma, non insegna qui, però vorrei qualcuno che non spronasse. Non magari così impari in Alc, no? Con tanta int di fur, qui sa che non si vegna l'idea. Ecco l'idea di fur, ecco. Direi che la sua Verzegnis ha risposto bene. Sì, una bellissima giornata che oggi ho proprio voluto fermarmi qui perché insomma è il mio paese e questo sport, quel ciclismo popolare di tutti, bello. Veramente bello, e poi insomma organizzazione come sempre all'altezza, i volontari della protezione civile, gli alpini, insomma il Friuli dà sempre il massimo. E infatti poi per Verzegnis era anche è un fine settimana impegnativo, ma di soddisfazione con il bel tempo, poi si mostra tutte le nostre bellezze. Sì, insomma poi la giornata aiuta. Oggi c'è questa gara di ciclismo, poi domani iniziano le corse automobilistiche che si avvicina ai 50 anni, insomma dai, un fine settimana per Verzegnis diverso dal solito. Ovviamente il direttore poi è sempre accompagnato dai volontari della protezione civile e hanno lavorato un grum in Chiaue. Alle tutte le settimane che lavoro. Si sono comportati bene? No, non ci sono stati problemi. Bene. Quanti eravate? Una ventina. Una settimana di lavoro per preparare tutto? No, noi quelli di Verzegnis, preparare tutto, pannelli, divieti di sosta, perché oltretutto c'è anche la gara automobilistica, quella, no? Beh, bravi come sempre, la protezione civile è sempre presente. Certo. Grazie mille. Occasioni sempre. Grazie. Grazie a voi. Ciao.
Guardando sul teleschermo ormai manca davvero poco e il sindaco è quanto mai carico. Che sensazioni ha raccolto salendo da Verzegnis in paese e fino qua a Sella Chianzutana? Ma sensazioni ottime, ho cercato di salire poco prima di mezzogiorno e ho visto una coreografia che fino a ieri non era completata e chiaramente è stato per me un motivo di molta soddisfazione, vuol dire che la gente è stata presa un po' da questa 3 giorni di eventi e questo è un motivo di soddisfazione non tanto mio personale, ma lo esprimo a nome di tutta la comunità di Verzegnis che una volta di più sa quando ci sono le grandi occasioni porre oltre l'ostacolo ci butta il cuore e questi poi sono i risultati. E poi ho visto che qua c'è un misto fra stranieri e poi friulani da ogni parte, poi anche tanti, al di là di quelli che ci sono qua anche per la Verzegnis Sella Chianzutana, per quanto riguarda i motori, tanti hanno scelto questa dimensione più tranquilla, hanno voluto anche l'aspetto paesaggistico, insomma è stato un successo, poi per godersi anche un passaggio insomma che torna in senso inverso dopo 7 anni. Sì, esatto, ci sono molta gente, ci sono molti stranieri che devo ricondurre, immagino, a tanti piloti di quella che sarà la competizione della 48esima che prenderà il via domani con le prove, domenica con la gara ufficiale, siccome sui 250 iscritti, che è il limite che la federazione impone, circa una 70 provengono da Austria, Germania, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca, Svizzera ho visto, quindi e conoscendo già, sono piloti che da tanti anni già frequentano e questo scenario di Sella Chianzutana lo conoscono molto bene e sono sicuro che oggi hanno voluto sposare la sella per poter godersi questo passaggio del Giro prima di concentrarsi poi per le loro fatiche più mentali che è alla guida che gli aspetta loro da domani. La giornata anche vi ha premiato e questo permette di vedere come insomma Verzegnis sia come un'isola felice, un altopiano dove a un passo sei a Tolmezzo, sei all'autostrada, però sembri lontano da tutti i pensieri e poi qua su e anche qua sotto la Marianna, tutte le nostre montagne. Da qui si può chiaramente osservare un panorama che è unico, poi basterebbe salire ai 2 lati qui della Sella nelle 2 casere che abbiamo, da un lato Presaldon, dall'altra Vrinte, e il panorama diventerebbe ancora più fantastico e quindi niente, con questo panorama direi che qualsiasi causa e qualsiasi scommessa viene vinta. Una bella cartolina, grazie Sindaco, segua la tappa mi raccomando. Da Villesse? Ciao, ciao e grazie, ciao. Ci sono due autorità assolute del Pordenonese. Allora, come puoi vedere dall'inquadratura abbiamo il vicepresidente della regione Sergio Bolzonello che però chiede di far parlare prima diciamo uno che in questo momento è praticamente il più importante rappresentante del calcio nel Friuli occidentale, il presidente Lovisa. Allora, intanto com'è da esperto di calcio seguire il ciclismo, lo segue oppure no? Sì, io seguo tutti gli sport perché insomma essendo sportivo amo tutti gli sport, in particolare il ciclismo, che è uno sport di fatica e io dico sempre attraverso la fatica poi arrivano i risultati e è quello che stiamo facendo noi in questo momto. Che giro hai visto Gigi? Ormai è diventata una tradizione perché Enzo mi invita sempre alla tappa diciamo, del Giro d'Italia e quindi mi sono fatto tutte queste qua degli ultimi anni. Oggi una novità qui per me a Piancavallo naturalmente, però insomma sicuramente lo spettacolo non mancherà. Oggi per chi fa il tifo? Ma io spero, da friulano, spero Pelizzotti, insomma, ecco. Quindi aveva già fatto una grande tappa una volta sullo Zoncolan, spero che si ripeta qua a Piancavallo. Sta facendo comunque un ottimo giro il nostro Franco. Credo che sia il miglior alleato in squadra di Nibali, insomma, il miglior gregario che ha. Ci godiamo il ciclismo qui a Piancavallo, una grande festa di popolo, una grande festa di gente perché il ciclismo è la gente che va sulle strade, che sta sulle strade. Però noi ci abbiamo messo anche una componente di natura, fra virgolette, economico-turistica, nel senso che con Enzo Cainero abbiamo cercato di delineare in questi ultimi 4 anni non più tappe del Giro fine a se stessi, ma tappe che fossero poi collegate a tutta una serie di altri eventi e promozioni del territorio. Da 3 anni a questa parte, dopo la tappa, facciamo la
cicloturistica sulle stesse strade della tappa del Giro, in modo da consolidare alcuni percorsi e poi riproporli di anno in anno. Domenica ci sarà la Maniago Piancavallo cicloturistica, quindi è un insieme di ragionamenti di natura proprio sportiva, ma anche con un profondo movimento economico. Il vicepresidente ha seguito le tappe? Ha qualcuno per cui fa il tifo in questo giro? Ovviamente faccio il tifo come tutti per Nibali da un punto di vista della classifica e poi per Pelizzotti perché è uno dei nostri, è uno di quelli a cui vogliamo bene, lui, Gasparotto, insomma sono gli amici di sempre. Abbiamo qui con noi dei ciclisti che sono arrivati proprio direttamente in bici, quindi ci possono anche raccontare com'è questa salita della SD Pramaggiore. Salitina per me è la prima volta che lo faccio, diciamo io pratico mountain bike, perciò non faccio strada, quello l'ho fatto solo sullo sterrato. È difficile, forse di più di qua, sento più la fatica, abbastanza dura insomma diciamo, ecco. Allora sentiamo anche un rappresentante un po' più giovane della SD Pramaggiore per capire anche da lui quali sono il segretario, mi dice il presidente e il segretario, quindi com'è stata questa tappa per voi? Una tappa sempre bello venire su a Piancavallo, soprattutto i primi 5 km che le pendenze sono belle e cattive e, insomma si viene su, si fa fatica ma ci divertiamo, che questa è la cosa più importante. Com'è andata questa salita? Stupendamente, poi abbiamo avuto l'occasione per farla con Simone Temperato, il biker di Bassano del Grappa, leader nelle salite senza ruota, in pratica fatta con una ruota posteriore, 1 ora e un quarto, record, 10-12 all'ora la velocità, 2 sole volte reintegrarsi con la borraccia, è stato veramente un grande. Tutta l'ora e un quarto ci ha raccontato la sua vita, quindi ha anche parlato, veramente un grande. E invece voi avete fatto fatica? Beh, noi questa mattina ci siamo sciroppati anche il plan di Canziglio, giusto per riscaldarci, e poi l'abbiamo trovato giù, ci ha chiesto se voleva un po' di compagnia e noi gliel'abbiamo data molto volentieri, veramente bene. Cosa vi aspettate dalla tappa di oggi dal punto di vista invece del Giro, dopo la vostra fatica? Scoppi che venga a bagarre, perché il tifo la gente se lo merita e poi i ragazzi, i ciclisti sono veramente bravi. Per raccontarvi anche un po' il dietro le quinte dell'organizzazione, perché nel momento in cui si riesce ad organizzare così bene le cose ci sono anche delle persone che ovviamente ci mettono tutto il loro impegno. Certo. Poi ci sono delle persone che sembra che facciano tutto loro, che potrei essere io. E invece abbiamo qui una persona che è quello che è veramente quello che produce il prodotto. Allora io mi sono impegnata a non farlo parlare perché lui ha detto che è timido, quindi ci fa solo un saluto, un Mandi, dai. Beh, Mandi, grazie. Allora, com'è stata l'organizzazione di questa tappa, di questa giornata? Beh, ormai noi abbiamo fatto un'esperienza perché tutte le tappe che abbiamo fatto sullo Zoncolan le abbiamo gestite per quanto riguarda la tenda hospitality. Di conseguenza ormai diventa tutto a memoria. Certamente che molto bello lo Piancavallo, però a Zoncolan ci lasciamo il cuore, ecco, di conseguenza, però l'abbiamo fatto volentieri lo stesso, l'abbiamo fatto con lo stesso amore che abbiamo fatto le operazioni su mi confondo sempre con Piancavallo comunque che abbiamo fatto su in Carnia. Speriamo che il prossimo anno, ci stiamo già organizzando per il prossimo anno. Vi promettiamo che il prossimo anno in Carnia faremo una cosa strepitosa. Bene, quindi lo Zoncolan sarà ripetitivo. È arrivato uno stuolo di ciclisti capitanato da Kusig, che ovviamente è uno dei convinti sponsor delle tappe friulane già da un sacco di tempo. Allora intanto partiamo da com'è questa salita. È molto più dura di quella che sembra, perché i primi chilometri sono sempre al 10-12%, e per cui non è vero che non potrebbe fare differenza, per carità, sono campioni, dipende, però è una salita particolare, potrebbe esserci qualche sorpresa. Quanto riguarda
la mia collaborazione con Enzo Caino e Giro d'Italia, ringraziando l'amministrazione regionale che crede sempre nel Giro d'Italia, nella promozione di questa regione, risale a 17 anni fa. È un viaggio bellissimo, mio, personale, che faccio con Enzo Cainaro con grandi soddisfazioni. Quest'anno, fra l'altro, ho avuto anche la fortuna di andare a vedere una tappa al sud, ma sud vero, sono stato a vedere la tappa dell'Etna ed è un'emozione da italiano e friulano vivere qui e là il Giro d'Italia, perché il Giro d'Italia unisce veramente l'Italia. La passione in rosa davvero unisce tutto lo stivale. So che tra l'altro in questa salita c'era anche un ospite molto gradito e molto speciale di questa tappa, perché c'era uno dei gregari storici di Pantani. Sì, Enzo Cainaro mi fa sempre quelle sorprese, mi chiama ieri sera, guarda che domani devi trovarti a mezzogiorno e mezzo che arriva il gregario storico di Pantani, insomma bellissimo, ci siamo trovati sotto a mezzogiorno e 30, ringrazio la squadra corse che ha sopportato tira molla 40-50 di loro, abbiamo fatto la salita con lui, fra l'altro mi ha aspettato lui me, va molto forte ancora ed è una persona meravigliosa, ecco sì. Ecco, stiamo parlando ovviamente di Conti e questo ricordo di Pantani credo sia molto sentito. Tutti hanno chiesto le loro cose, lui dice che era un uomo straordinario e lui l'Alpe d'Huez e Pantani rimane nel cuore e vive la vita con queste emozioni. Sì. Io sono appena arrivato e ho visto sotto tanta gente, ma migliaia di persone in bicicletta che fanno questa salita, è uno spettacolo veramente direi straordinario. Insomma. Ma il Friuli non è la prima volta che dimostra l'affetto nei confronti del Giro d'Italia, perché poi tra l'altro il Giro d'Italia fa conoscere anche il territorio, no? Le nostre abitudini, la nostra tradizione, la nostra fuarce, no? Niente, mi ha fatto emozionante, cioè veramente salire su, io sono venuto in macchina, non in bicicletta, perché la mia idea è quella di venire in bicicletta, ma ho detto è meglio andare in macchina e ho visto tantissime persone, molto emozionante. Per chi facciamo il tifo oggi? Ma sai, io spero che adesso c'è l'ultima possibilità per attaccare, io spero che Nibali parta, che stia bene soprattutto, c'è il primo tratto che potrebbe essere particolarmente adatto. Però hanno a che fare con una maglia rosa che ha dimostrato veramente forza, poi c'è la crono per Milano e lui chiaramente è avvantaggiato. Sicuramente Dumoulin non è una sorpresa per questo giro, però forse ha sorpreso quanto sia riuscito anche a resistere nelle tappe più impegnative di montagna. Sì, soprattutto nelle tappe precedenti e poi ho visto che proprio lui voleva attaccare mentre sia Quintana non ce la facevano, perché sai, per fare la salita bisogna avere forza e bisogna stare benissimo, no? E Quintana sappiamo il valore perché ha vinto anche il Giro 2 anni fa, la scalata anche dello Zoncolan che è arrivato su in scioltezza, proprio si può dire con la sigaretta in bocca e niente, io spero che Nibali oggi che stia bene che possa attaccare perché è l'ultima opportunità che ha. Anche dal Giappone sul Piancavallo per seguire questo arrivo. What's your first impression about Piancavallo? Piancavallo, it's really beautiful and there are many people, so we didn't expect that there are so many people and the food was really great. Non si aspettavano così tanta gente, una bellissima impressione e quindi sono molto contenti di essere qui. Why did you choose Piancavallo? Well, actually, it's a long story. One of my friends lives in Pordenone, and he gave us a ticket, so that's why we came here. Quindi la scelta di Piancavallo è perché c'è un amico pordenonese che ha fornito i pass e quindi questa è un po' la storia che li ha portati sul Piancavallo. What do you expect about this stage? I guess I want to see Vincenzo to win, but I don't know if it's possible. But I'm kind of hoping him to win. Quindi anche dal Giappone tifano per Vincenzo Nibali. Questa mi sembra un'ottima notizia. Stanno appunto dicendo che si augurano che Vincenzo Nibali possa davvero fare una bella impresa. What are you doing after Piancavallo? Well, actually we have to go back to Japan tomorrow.
Not too bad. I know. I miss Pordenone and Piancavallo. Quindi dopo Piancavallo ci sarà subito il rientro a casa, quindi grazie mille, enjoy. Thank you. Da Gemona sul Piancavallo, come mai questa scelta? Da Gemona sul Piancavallo perché credo che il Giro d'Italia sia un'occasione unica per la nostra regione come promozione non solo del territorio locale ma anche appunto di tutto il territorio regionale, e credo che questa sia l'ennesima conferma, visto non solo la bella giornata fortunatamente ma anche le migliaia di persone che sono giunte fino qui per dimostrare ancora una volta che il Friuli non è secondo a nessuno, è una terra di sport incredibile. Un grazie naturalmente a Paron Cainero ma anche alla regione e a tutti i comuni che supportano questa iniziativa, perché è un'iniziativa importante davvero per tutta la regione e per tutte le comunità. Ecco, domani tra l'altro a Pordenone abbiamo scoperto che ci sarà anche un po' di Gemona in partenza, perché ovviamente grazie al progetto Sportland ci saranno 2 campioni sudafricani che hanno scelto ormai Gemona come seconda casa da un bel po' di tempo. Sì, credo che anche l'integrare questi progetti fanno sì che questa terra veramente sia diventata una terra di campioni non solo per i friulani, non solo per l'Italia, ma ormai conosciuta in tutto il mondo. E il fatto di avere 2 campioni che sono arrivati proprio in questi giorni nella nostra città, come Simbine e Van Nicker, credo sia l'ulteriore prova che naturalmente anche il progetto Sportland può essere un progetto che deve essere portato avanti non solo dalle comunità locali ma anche dalla regione, perché è un progetto importante che può riguardare veramente tutti noi ed è credo un veicolo promozionale importante per tutte queste località e naturalmente per Gemona e per tutto il progetto Sportland che abbraccia un po' tutto il cuore del Friuli in particolare. Oggi non ci sarà bisogno del soccorso piste, però è un'attività importantissima soprattutto in una località come Piancavallo. Sì, l'attività del soccorso piste è appunto prevalentemente invernale, ma noi anche d'estate siamo impegnati nelle piste di Piancavallo per l'attività del downhill, cioè della bicicletta mountain bike in discesa. Oggi non ci dovrebbe essere grande necessità di voi, però ovviamente è importante la vostra presenza anche per questa occasione del Giro. Sì, noi siamo qui oggi in rappresentanza per promuovere la nostra associazione, che è un'associazione di volontariato, che però operiamo comunque con un'abilitazione professionale e con competenze che ci derivano da un corso regionale che facciamo e da aggiornamenti periodici che ci permettono di svolgere questa attività in modo appunto professionale e qualificato. Direttamente dal Messico per seguire l'ultima settimana del Giro e non poteva mancare il Piancavallo. Che tal la subida a Piancavallo hoy? Muy preciosa, la subida muy pesada, pero con tanta gente nos da mucha energía. Una salita difficile, però c'era tanto tifo che ha dato il sostegno giusto. ¿Qué vais a esperar hoy para quién vais a animar, sobre todo? Nairo Quintana, por ser latino, ¿no? Ecco, ovviamente il tifo in questo caso non può che essere per Nairo Quintana. ¿Qué os ha parecido de nuestra región? No, muy preciosa toda la ciudad de Italia, hermosa, muy cuidada, pues... Che más puedo decir? Quindi regione, ma in generale tutta l'Italia, quello che hanno avuto modo di vedere, molto bello e quindi tutto tenuto bene, per cui un'ottima impressione. Come stiamo vivendo l'attesa di questa tappa? Un po' freddo. Oggi per chi facciamo il tifo? Io per Nibali. E cosa ci aspettiamo oggi? Ce la fa? Ma è dura però... Deve tentarci, è quasi l'ultimo giorno, quindi deve provare. Se non prova oggi, perché la cronometro domenica è dura, anche se c'è la tappa di domani. E invece da San Vito per chi facciamo il tifo? Naturalmente per l'unico corridore che vale la pena di fare il tifo, che è Nibali, perché di italiani non è che abbiamo granché insomma in gara. E si spera che oggi tenti di fare qualcosa, perché altrimenti domani non so che speranze ci possono rimanere, perché vedendo anche le prestazioni dell'altro corridore, la Dumoulin, vedendo la condizione fisica diciamo e come sta andando, vedo che speranze sono poche, però si spera sempre che succeda qualcosa insomma. Assessore Panontin, come sta procedendo questa giornata? Beh, nel migliore dei modi direi.
Il comune di Aviano in primis e poi mi pare anche la regione hanno accolto il Giro come tutti gli anni. In questi anni abbiamo davvero investito molto in questa manifestazione. Nel migliore dei modi la gente, si sa, è innamorata del Giro, è una grande occasione di promozione del territorio, una promozione turistica di località che sono state toccate nel corso degli anni un po' da tutte le parti, soprattutto la montagna che è quella che ha più bisogno di una spinta turistica. Quest'anno è toccato al Piancavallo e mi pare che anche il tempo e il contesto hanno aiutato questa manifestazione. Per chi fa il tifo oggi, se c'è qualcuno che sostiene? È inevitabile sperare che si ripeta quanto accaduto molti anni fa quando c'era Pantani e vedere Nibali trionfare in salita. Siamo qui tutti in apprensione e attendiamo di vederli arrivare sperando davvero che un italiano possa vincere il Giro, insomma. Sarebbe il coronamento di questa giornata. Come procede l'attesa dell'arrivo? Con ansia, dai, con ansia tanta, dai. Speriamo qualche italiano, dai, che Buleni lo metta da parte un po', dai, perché è stato le sta riposata, ecco, un po'. A che ora siete arrivati per prendere posto? Stamattina. Ho rinunciato al lavoro dei campi per venire qua. Cosa è vero? Beh, ma insomma, mi sembra... Come friulano, ho rinunciato al lavoro dei campi per essere qua. Anche mia moglie non sapeva che ero qua in Piancavallo. Bene, adesso lo saprà di sicuro. Pues da Colombia directamente aquí en Piancavallo, soportando Quintana, supongo. Venimos de Estados Unidos, mi esposa y mis 2 hijos, soportando a Quintana. Vemos qué vamos a pasar hoy. Estamos muy eufóricos, esperando los últimos 12 kilómetros, a ver si nos podemos llevar el título para Colombia. Muchas gracias. Vamos Quintana con todo para Colombia. Bene, quindi direttamente dagli Stati Uniti, ma sono colombiani, questa famiglia, ovviamente il tifo non può che essere per Nairo Quintana. Anche l'Associazione Friulana Donatori di Sangue, ovviamente, come sempre in prima linea. Che significato ha oggi la presenza qui sul Piancavallo? Ha un doppio significato, per far vedere che ci siamo qui in provincia di Pordenone innanzitutto. Poi tenga conto che io sono anche consigliere nazionale della FIDAS, siccome siamo una federata FIDAS, abbiamo il nostro furgone FIDAS che fa parte della carovana del Giro, dove si pubblicizza, si chiede che prima di andare a donare, prima di andare a viaggiare, si vada anche a donare sangue, che è quello che chiediamo a tutti. Tenete conto che l'anno scorso, per vari motivi, a livello nazionale sono stati dovuti eliminare, è brutto dire ma è così, 40.000 donatori. Donatori ne servono sempre perché in questi giorni avete sentito sono stati fatti parecchi trapianti da gente che ha avuto dei gravi incidenti. Per i trapianti si fanno se c'è il sangue, se non c'è quello non si riescono a fare i trapianti ed è quello che chiediamo a tutti, di dare un occhio e metterci un po' di cuore per le persone che ne hanno bisogno. Oggi vi godete anche il Giro, c'è qualcuno per cui fate il tifo? Ma prima di tutto sempre il campione di casa, perciò Nibali, e sappiamo che è un po' difficile quest'anno che riesca a fare qualcosa, ma i miracoli possono sempre succedere, noi pensiamo sempre ai miracoli. Furlans, continuate a dare il sangue che hai sempre bisogno, mandi. Corridore spagnolo del Team Sky, Mikel Landa! Viene premiato da Enzo Cainero, responsabile del comitato locale di tappa. Signore e signori, pubblico di Piancavallo, difende i colori del Team Sky, Mikel Landa! Franco, come hai vissuto questo Piancavallo? Ma intanto è stata una tappa difficile perché
abbiamo inventato in discesa un attacco per mettere già in difficoltà da subito quando nessuno se l'aspettava la maglia rosa e niente, poi il piancavallo l'abbiamo preso subito forte. Per me è stata una giornata bellissima perché comunque la condizione è buona, quindi sono riuscito a fare un bellissimo lavoro per Vincenzo, poi sulle strade di casa ancora di più. Sapevamo che insomma oggi ci tenevi sicuramente a fare bene, in generale credo che tu possa essere più che contento del tuo giro. Ma sì, siamo venuti qua per vincerlo questo giro con Vincenzo e niente, penso che oggi l'abbiamo riaperto alla grande e domani c'è ancora una giornata molto difficile e niente, pensiamo adesso a domani. La giornata con un sole splendido alla fine, davvero tantissima gente, credo che il bilancio non possa che essere positivo. Come ti dice, sognare ti fa vivere, affrontare le sfide ti fa vivere, noi abbiamo fatto questo e quello, non sono contento, sono molto ma molto contento, ti ripaga di tanti sforzi, di tante difficoltà superate, si può dire in televisione di tante incazzature, perché anche questo, però la soddisfazione di oggi è immensa, abbiamo avuto un bellissimo risultato, una cosa che per noi è molto importante perché un vincitore di questo livello è molto buono, si è rimossa la classifica, è peccato che forse qualcuno non era nella giornata migliore, però il piancavallo si è dimostrato all'altezza, molto molto bene, un grazie lo devo fare a tanta di quella gente che mi dimentico sicuro qualcuno, però grazie al Comune di Aviano, agli amici di Aviano, ai volontari, alle forze dell'ordine, a tutti coloro che hanno in questi mesi lavorato sodo. Qualche volta siamo stati rigidi nelle nostre scelte, ma questo ci ha pagato e ci torna con grande merito. E adesso, siccome la vita continua, andiamo avanti. E adesso c'è Pordenone, ma la partenza, l'hai detto ieri, è più rilassante. La partenza, noi avremo questa grandissima premiazione degli atleti sudafricani, che mi ha fatto molto piacere abbiano accettato, avremo dei giapponesi, cioè abbiamo una grande internazionalizzazione e che è il frutto di una volontà di operare sul territorio attraverso i grandi eventi di sport. Dovete solo pensare, voi che fate televisione, che cosa vuol dire questa tappa trasmessa in tutto il mondo. È uno spot senza prezzo e senza limiti. Vai Pordenone, con le mani, con le mani! Scendi e sali, la vita sei una scala, hai voluto la bicicletta e mo pedala. Enzo Cainero sul piancavallo si è riaperto il giro e oggi una grande partenza a Pordenone. Ma io parlerei del piancavallo prima di tutto perché è stata una cosa eccezionale, ho dato un voto 10 e forse la lode perché ad Aviano hanno lavorato molto bene, soprattutto alcune persone, Tassan Viol, Filippo Pitton, comandante della polizia locale e tutti i loro volontari perché hanno fatto un lavoro splendido. E il Giro e l'Italia probabilmente ha riscoperto una salita da grandi competizioni come il piancavallo, è andato tutto molto bene, correttezza esemplare, è stato un grosso impegno organizzativo, però questi risultati ripagano tanti sforzi anche se rimangono tante problematiche per organizzare un giro. Oggi la partenza è una festa, è un problema solo di contenere la gente e di far capire che ci sono delle regole da rispettare, ma la partenza è tutt'altra cosa rispetto ad un arrivo. Ecco, tanto entusiasmo sulle strade del piancavallo ieri, anche qui le persone hanno proprio voglia di giro. Sì, però ho un'impressione che bisogna che si cominci a sfatare perché qua tutti siete convinti che portare una tappa del Giro d'Italia in Friuli sia facile, invece è frutto di tanto lavoro, di risultati positivi, per cui portare una tappa con tanta concorrenza e il prossimo anno si è rivelata concorrenza altissima da più parti dell'Italia, probabilmente con una grossa partenza dall'estero potrebbe essere meno facile del previsto. Portare il Giro d'Italia con la cadenza che abbiamo noi qui, probabilmente solo il Trentino arriva tanto. Ecco, un ritorno d'immagine incredibile, siamo quasi alla fine insomma, di questo giro e già si guarda, come diceva lei, a quello dell'anno prossimo. Qual è il sogno di Cainero per l'anno prossimo, premesso che sarà difficile? Ma tornare in Carnia, perché la Carnia mi ha dato moltissimo, la Carnia è nel mio cuore come tutta la regione, questo è uno spot per tutta la regione, non di una zona sola e ripeto il pordenonese ha risposto molto bene, sono molto contento, però vorrei portare in Carnia anche perché ripeto
i tempi corrono e quindi dopo non si sa cosa succede. Ecco, dal punto di vista sportivo abbiamo visto Dumoulin in crisi, ha patito le pendenze del Piancavallo, un Nibali e un Quintana battaglieri. Cosa succederà oggi? Ma oggi è l'ultima occasione per qualcuno per avvantaggiarsi, perché poi c'è la cronometro. Diciamo che è un giro molto competitivo, con valori livellati su 7-8 corridori che possono fare la gara. Ieri mi aspettavo di più da qualcuno, ma lo sport è sport e non sempre si è nelle condizioni di fare la differenza. Guarda che meraviglia! Ma cos'è? Cos'è? La carovana del Giro d'Italia! Allora, partenza in casa a Pordenone, già provata da sindaco, da vicepresidente, sensazione diversa o no? Due da sindaco, uno da vicepresidente, ho fatto il tris, è una cosa a cui tenevo molto, portare di nuovo il giro qui da vicepresidente della regione. Quando abbiamo pianificato l'intervento turistico su tutta la regione per questi 3 anni, abbiamo preso le aree della Valli del Natisone da una parte, poi la nostra Carnia chiaramente, Trieste con ultima tappa del Giro d'Italia, abbiamo toccato un po' tutta la nostra regione e mancava Pordenone, l'abbiamo fatto con queste 2 meravigliose tappe, fra l'altro ieri una tappa straordinaria che ha cambiato anche il Giro e oggi una partenza per quella che si preannuncia la tappa, non dico decisiva perché domani c'è la cronometro, però molto significativa. Una piazza bellissima, una piazza piena di gente, entusiasmo, un sole che regaliamo grazie a lui a tutti e devo dire uno spot importante per Pordenone dove non si fanno solo fabbriche ma c'è anche tanta cultura e tanta possibilità di venire a visitarla. Cainero sta già lavorando per il prossimo anno, ce la faremo ad avere un'altra tappa in Friuli? Allora, Cainero sta lavorando e devo dirvi che ci sarà un'altra tappa per un motivo molto semplice, perché 4 anni fa abbiamo pianificato, la regione che è colei che di fatto organizza questo evento attraverso Enzo Cainero, nella mia persona ha cercato di trovare una pianificazione complessiva, lo dicevo prima, turistica, nel senso che al di là dell'evento agonistico per noi è importante il dato economico, il dato che dia una risposta importante per tutti quelli che sono i nostri territori. Il prossimo anno ci sarà e devo dirvi che sarà una grande sorpresa. Non si può anticipare nulla. Non posso anticiparvi nulla per un motivo molto semplice, che le regole del Giro sono veramente molto stringenti. Esce qualcosa, salta, è già successo per altre tappe in altre parti d'Italia. Quello che vi posso promettere è che Enzo Cainero ed io abbiamo pianificato un 2018 veramente notevole, con una sorpresa che, se va a buon fine come noi speriamo, abbiamo lavorato anche ieri sera, abbiamo lavorato ieri pomeriggio con il patron Vegni, con tutti gli amici di RCS, della Gazzetta, sarà un qualcosa di esplosivo, farà saltare il Giro davvero. E allora incrociamo le dita e godiamoci la festa. Esatto, esattamente così, godiamoci questa bella festa. Com'è questa partenza da Pordenone? Bellissima, fantastica. Ciao. Sta diventando una Pordenone, bellissima. Attenzione, voglio di più, vogliamo di più, vogliamo di più. E arriva lei, colei che va a girare la carovana del Giro, il Giro d'Italia, la nostra reina. Sindaco, Pordenone a festa, è una giornata bellissima, anche il tempo è bello. È una giornata meravigliosa, le prove generali sono tenute ieri sera con la Notte Rosa, che è stato un grandissimo successo. Oggi la piazza è piena di appassionati del Giro d'Italia, che ripeto è una grande festa popolare e anche una grande festa di sport. Meglio di così francamente non poteva andare. Ecco, una vetrina fantastica dal punto di vista anche dell'immagine del turismo. Noi abbiamo preparato la città al meglio, l'abbiamo organizzata per consentire a chi viene da fuori, e sono tantissimi, di trovare una città con i musei aperti, con i negozi attrezzati, che fosse accogliente e ospitale così come la natura di noi friulani, e questo è stato sicuramente un successo. Gli alberghi sono pieni, la ricaduta economica c'è stata, quindi è una grande festa da tutti i punti di vista, e non dimentichiamoci poi che questa è una terra di ciclismo, quindi unisce la tradizione sportiva alla ricaduta economica, 2 ingredienti eccezionali per Pordenone. Assessore De Bortoli, tanto impegno, tanto lavoro per preparare questa tappa a Pordenone, però anche soddisfazione poi nel vedere la piazza piena. Grande soddisfazione, grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questo, dagli uffici in su,
veramente una grande festa, un momento strepitoso all'insegna dello sport, del ciclismo che contraddistingue questa terra generosa in tante altre cose, ma sicuramente anche nel ciclismo. Complimenti. Ecco, è un grande evento, ma la vostra attenzione agli sport a Pordenone è sempre alta. È molto, lo sport per noi praticamente è uno degli elementi fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi e per il mantenimento delle regole di civiltà e di collaborazione per tutti coloro che abitano in questa città, in questo comprensorio, ma anche nella regione Friuli Venezia Giulia e nel nostro paese. Grazie. Assessore Loperfido, dal punto di vista della sicurezza tutto sta filando liscio? Tutto sta filando liscio, è proprio una bella festa, bisogna ringraziare gli uomini del comando della Polizia Municipale. Oggi su 50 persone che il comando A38 stanno lavorando, stiamo anche utilizzando 75 volontari tra Protezione Civile, gli alpini della Protezione Civile, l'Associazione dei Carabinieri in congedo. Insomma, è una grande festa, tutti stanno contribuendo, chi per lavoro, chi in modo volontario. Quindi stiamo presidiando tutti i varchi, tutti con le transenne, stiamo dando le informazioni a tutti i cittadini affinché possano gioire e vedere al meglio questa bellissima giornata di festa. Mirante, che bello che è vedere Pordenone così. Beh, è una città fantastica, sia ieri sera che è stata una festa bellissima che stamattina, vederla così piena di gente è favoloso. Ecco, la Notte Rosa è stato un successo. Sì, assolutamente, c'è qualcuno che come sempre giustamente ha protestato un po' per il rumore, magari i negozi non hanno avuto tutta la presenza che si aspettavano, però l'impressione che abbiamo avuto è stata di una città molto viva, vivace e gioiosa soprattutto. E questo lo vediamo certamente dalla giornata di oggi. Assolutamente sì, infatti. Giada Rossi, grande campionessa di tennis tavolo paralimpico, oggi pronta a dare lo start a questa tappa di Pordenone? Sì, sarà una bellissima emozione, è bellissimo vedere la città comunque così viva e sarà una grande emozione, ecco. Che cosa ti aspetti da questa tappa? Ma che sia una tappa entusiasmante, e che ci sia divertimento e che coinvolga tanta gente. Che effetto fa vedere sulle strade di casa così tanto calore? Ma è bellissimo, è una grandissima emozione perché comunque quando lo sport riesce a legare tantissime persone è sempre un qualcosa di bello e entusiasmante. Si parla di ciclismo, però è un inno allo sport. Sì, è un inno allo sport, è bello poi appunto riunire tanta gente con lo sport. Questa partenza a Pordenone, c'è tanta voglia di giro. È super grintosa, è super vogliosa di vedere i ciclisti, i nostri campioni, in primis Nibali ma anche Quintana e Dumoulin e tutti gli altri perché sono tutti grandi e sono tutti vogliosi di vincere. Evviva il Giro, evviva i 100 anni del Giro d'Italia! Pronti a fare il tifo allora? Sì, soprattutto per Quintana perché è caduto 2 volte in un giro ed è arrivato tra i primi. Guardi, veramente mi ha fatto una cosa... Sì, sono rimasta felice, ecco, che abbia la maglia rosa ora. Quanti Giri d'Italia ha visto nella sua vita? Tutti. E la partenza qua in casa a Pordenone com'è? No, è un spettacolo e basta. Mai visto così un giro bello come quest'anno. La piazza è piena ed è tutta tinta di rosa e anche lei è tutto intinto in rosa? In rosa anch'io, da vecchio ma sempre in rosa. Quanti anni ha? 85. Chi è il più grande ciclista di sempre, lei che ne ha visti tanti? Per me è stato Bartali e Coppi, ad ogni modo. La soddisfazione l'ho avuta con loro. Dopo sono venuti fuori Pantani, tutta quell'altra gente, ma ad ogni modo sono stato sempre il giro bello, sempre belli i giri, e via. Non c'è niente da fare. Ormai qua è finita, oggi si parte, domani è finita, ma ho paura che Nibali non combina niente neanche oggi. Com'è il clima? Clima rosa a Pordenone? Bellissimo, stupendo, è un rosa proprio shocking.
in tutti i sensi. Aspettavate la partenza da Pordenone? Sì, aspettavamo, sì, ieri sono anche stato a vederli su Piancavallo, veramente è una cosa emozionante sempre emozionante, veramente. Ecco, complimenti anche per il cappello, com'è questo giro? Bellissimo, siamo venuti apposta per questa atmosfera meravigliosa, guarda. In attesa dei ciclisti adesso? Sì, siamo in attesa, altro che. Chi vince il giro? Tifiamo per Nibali, poi tifiamo per Nibali, non diciamo la verità, per lui sì. Anche Marcus Maurmai, il sindaco di Valvasone Arzene, in piazza 20 settembre a vedere la partenza del giro, e ieri in Piancavallo, com'è questo giro? Beh, è sempre una grande emozione, il Giro d'Italia che tocca il nostro territorio è un'occasione per farlo conoscere e per far venire tanta gente in piazza anche da fuori regione. Ecco, occasione turistica irripetibile. Indubbiamente sì, anche perché, diciamocelo, abbiamo dei territori sia dal punto di vista architettonico, artistico e ambientale che vanno valorizzati. Ieri sera la salita del Piancavallo è stata veramente emozionante e possiamo dire che anche quest'anno il Giro è nel segno del Friuli Venezia Giulia, perché appunto la classifica è stata stravolta grazie alla grande salita del Piancavallo. La grande attesa a Pordenone? Sì, siamo venuti qua per vedere il Giro, vedere un attimino come funziona la tappa, che non l'avevamo mai vista dal vivo e ci piacerebbe vedere. Anche i bambini, tutta la famiglia? No, qua ce n'è uno e un altro è qua e basta. Quindi un Giro d'Italia in anteprima. Rosa. Con il dorsale numero 6 sta firmando in questo istante l'ex campione d'Italia Franco Pelizzotti. Con il numero 4 un altro friulano, 2 edizioni dell'House Gold Race per Enrico Gasparotto. Allora, sulle strade del Piancavallo, grande lavoro per Nibali, sulle strade di casa, ce la farete a arrivare in rosa? Noi ci proviamo, ieri ci abbiamo provato fino alla fine, è un giro molto bello penso, ieri penso sia stata una delle tappe più belle di questo giro, perché comunque ci siamo dati battaglia già dei primi chilometri sulla discesa di Sappada, è un giro molto spettacolare e oggi penso che ne vedremo delle belle. Ecco, com'è correre sulle strade di casa? Ma è sempre un'emozione particolare, poi quando sai di avere un ruolo importante all'interno di una squadra importante, con un corridore, con un capitano importante come Vincenzo Nibali, riesci a dare il 110%. Ecco, in questo giro è arrivata anche la tua terza bambina. Sì, l'ho vista ieri sera per la prima volta dopo 2 settimane, quindi questo giro mi sta dando veramente tantissime emozioni e speriamo che domani ce ne sia un'ulteriore bella. Altro che fine carriera, Pelizzotti ancora è alla grande. Ma dai, ci mettiamo del nostro. Enrico Gasparotto, correre sulle strade di casa, che effetto fa, tu che sei di Casarsa? Emozionante, certo, perché siamo alla vigilia delle ultime tappe di questo giro, cioè Nibali si sta giocando il Giro d'Italia e sono emozioni talmente grandi che me le porterò sempre con me dentro anche quando smetterò di correre. Giornata speciale per voi perché c'era anche il principe. Giornata particolare, speciale, e penso che anche al Friuli, a Pordenone, possa essere onorata di ospitare il principe del Bahrain, che è la prima volta che viene a seguire la sua squadra, quindi non è facile muovere personaggi di così tanto spessore. Ed è bello che sia proprio venuto qui a Pordenone. L'applauso di Pordenone fa sempre un certo effetto, soprattutto per chi è di qua. Certamente, sono, come ho detto prima, emozioni che mi ricorderò sempre. Egidio Pighin, vecchia gloria del ciclismo pordenonese, un Giro d'Italia dilettanti, correva l'anno? 74. Che tipo di ciclismo era allora? Dilettanti, comunque un bel ciclismo, diverso da oggi perché oggi è tanto tecnico, però molto bello, interessante anche quegli anni là. Come sono state le tappe, quella di ieri sul Piancavallo e oggi qui la partenza da Pordenone? Bellissima, soprattutto per le persone, per la gente che c'era, eccezionale, una cosa meravigliosa. A livello di gamba chi è che sta meglio? Ma direi comunque i primi in classifica sono sempre i migliori perché si vedono da come pedalano. Ce la farà Nibali ad arrivare in rosa? Ho paura di no perché va troppo forte a cronometro, va un Moulin troppo forte, penso di no. Io me lo auguro ma penso di no. Abbiamo fatto tanta strada per portare questo messaggio. Ecco, è importante ricordare Michele Scarponi, che sarebbe stato sicuramente un protagonista di questo giro. Senz'altro, noi siamo dalle sue parti e ci contevamo su di lui. Grazie. Avete visto anche Piancavallo ieri? Benissimo, sì, abbiamo visto. E da Moena che seguiamo, da Canazzè che seguiamo il giro.
Sarebbe stata una delle salite per lui. Esatto, sarebbe stato proprio per lui. Era uno tra i papabili vincitori del Giro. Grazie. Ora Colombia! 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 Chi vince? Vince Quintana? Vince Quintana! 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 Para mis hijos desde Italia, Colombia. Quintana, 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 Quintana. Colombia, tierra querida. Y esperando la salida de Nairo y Gaviria, de nuestros colombianos que nos hacen quedar en alto.